I disagi nell'ULSS 7 e le problematiche della sanità sotto la gestione del direttore generale Carlo Bramezza continuano e si continua a parlarne, in attesa di risposte e interventi che non possono più essere rimandati. I cittadini si sono espressi con le migliaia di firme raccolte in poco tempo. I sindaci del territorio bassanese hanno dato un segnale chiaro con il loro voto basso in riferimento alla gestione e ai servizi di questa ULSS 7. Adesso tocca alla politica regionale e intanto l'altra politica, quella locale, continua a segnalare un forte disagio del territorio. Proprio per dare un segnale su quello che noi riteniamo, noi sindaci del Bassanese riteniamo sia un processo di poca organizzazione. Da noi è indubbio che ci siano delle arrabbiature, delle lamentele e dei disagi da parte dei cittadini. Questo è indubbio. La gente lamenta, da me è venuta una mia concittadina, insomma, dicendomi che lei ha avuto la visita a Sant'Orso, è partita a fare la visita a Sant'Orso ed è arrivata insieme al dottore che le ha fatto la visita. Il dottore arrivava da Bassano, ma zio Canarino, no, fagliela a Bassano la visita. Cioè in due sono partiti da Bassano, uno per farsi visitare e l'altro per visitarla, quindi probabilmente se fossi nel direttore mi farei una domanda sul fatto: ma sto organizzando bene, le cose sono organizzate bene? Non dipende certamente dai sindaci che hanno dato un segnale, ma dopo questo segnale allora non ci siamo più. Una battaglia, quella per una sanità migliore, che come detto più volte non ha bandiera politica. Anche Antonella Tocchetto, esponente del PD, è molto critica nei confronti di Bramezza. Se ha troppe critiche, se ci sono delle lamentele, se ha anche fatti personali, e ha detto bene Finco, che comunque in una persona che riveste un ruolo pubblico possono essere discutibili. Io un passo indietro comunque, almeno ventilato, lo farei. E poi sarà anche la comunità medica che deciderà il da farsi. Però questa sua irrigidità, come nulla fosse successo nulla, non mi sembra che sia adeguata al ruolo che riveste il direttore generale.